Erbacce e sterpaglie ovunque, con il rischio ingenti che metterebbero a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Un problema che investe le periferie ma anche il centro di Agrigento. Ad accrescere il rischio è il rialzo delle temperature, ma dal Comune nessun intervento per la bonifica del territorio. Il verde pubblico abbandonato, insomma, è sotto gli occhi di tutti, con la gente che non può fare altro che criticare l'assenza di chi dovrebbe mettere al riparo il patrimonio pubblico. Verde pubblico abbandonato. Ci troviamo in Viale Sicilia a Fontanelle, dove l'unico polmone verde costituito da queste palme rischia di essere distrutto da qualche incendio, così come avviene da diversi anni. Quest'anno forse la situazione è peggiorata. Ci troviamo con Nuccia Palermo, consigliere dell'opposizione. La gente parla di vergogna che è sotto gli occhi di tutti, tranne che degli amministratori comunali. Ma sai, quello che in realtà ho cercato di sottolineare negli ultimi giorni e nell'ultimo periodo, noi abbiamo bisogno di ritornare a parlare dei problemi della città e quindi di distrarci di meno su altri argomenti che sicuramente non sono interessanti per il cittadino. Si può vedere, basta guardare le immagini, che Fontanelle, che è un quartiere importante e popoloso, come tanti altri quartieri satelliti, ma purtroppo anche il centro, è totalmente abbandonato. Parliamo di scerbamento, parliamo del rischio di distruggere comunque un qualcosa che arricchisce il quartiere, che arricchisce, come ha detto lei, il polmone verde. Parliamo di queste piante che ogni anno rischiano di morire a causa di incendi, ma non parliamo solo di questo. Se noi percorriamo tutti i marciapiedi, l'erbaccia che troviamo in questo viale lo ritroviamo in tutta Agrigento, non soltanto Fontanelle, e mettiamo a rischio la gente perché non può percorrere quello che è uno spazio dedicato al pedone, quindi alla salvaguardia. E sul rischio che corrono queste palme c'è chi già ha annunciato delle denunce in caso di incendio. Ma la denuncia da parte del cittadino è un qualcosa di sacrosanto. Il problema è che va a sottolineare l'inadempienza dell'amministratore, perché quando il cittadino si deve andare a sostituire deve evidenziare un qualcosa che è evidente, evidentemente, scusando il gioco di parole, qualcosa non funziona. Quindi chiediamo al primo cittadino e chiediamo all'assessore Ramo di venire a farsi un giro proprio fisicamente per la città e vedere di rimediare e di rifar ripartire quella che è una città che sta purtroppo morendo.